La battle qui sarà all'inverso, avete ancora un minuto e poi 2 minuti di 4 quarti, ma il tema sarà nei 4 quarti, quindi avete un minuto libero a testa. Chi comincia? Comincio io. Comincia Joshua. Un po' di casino per Joshua che inizia la battle, grazie. Yeah. La mano su Etna Comics. Facciamo vedere al capo che si fa al 3, 2, 1, tempo! Yeah! Ho davanti un morto vivente, a.k.a. uno sconfitto. A me l'onore di cominciare, ti batto alla fine e soprattutto io ti spacco dall'inizio. Yeah! Lo ripeto con i suoni, lo capisci che alla fine faccio moltiplicazioni, che alla fine fratellino tu poi muori. Danilo Antonio è così boss che c'ha 2 nomi. Incredibile e pazzesco, onestamente lo capisci che non sei una mia amica, sei pure pervertita. E complimenti Catania per l'arancino e la granita. Yeah! Un palermitano che ha detto arancino, non ci posso credere. Siete inette, andrò tecniche perfette, lo andrò a dire pure a Palermo, perché onestamente lo sono. E posso dirvi in sincera onestà, lo fate pure più buono. Va bene, incredibile, ne dovrei avere un'altra visibile alla maglietta di Gandalf, il mio tesoro. Che cazzo vuoi dire? Ok, questo era Joshua. Ti chiedo scusa ma mi ero distratto un attimo. Mi fate un po' di casino per Joshua, please, che ha coperto la mia distrazione. Ho curato il dottore. Esatto. Ci siamo? Yeah. Ok, abbiamo Dodo a rispondere. Perdonami perché io aspetto la chiusura della quartina. Stavo dicendo, abbiamo Dodo a rispondere, quindi al 3, 2, 1, tempo! Frate, questo qui si crede grande. Io l'ho sconfitto a suon di barre, sono morto all'inizio, però questo è uno sconfitto, perché sta nell'ombra di questo negromante. Non me ne fotte un cazzo, Brody, alla fine te lo dico, sei di fuori. Mi sa che tu hai battuto il dottore perché hai preso la medicina per bruciare i tuoi neuroni. Non me ne fotte, frate, sai che mastico, questo qua alla fine lo sai che se ne sta all'astrico. Me lo spieghi tu? Qual è l'ultimo psicofarmaco che hai preso? Te lo dico, è vero. Alla fine questo qua, fratello, è pure scemo. E smetto che alla fine, frate, sai che sono il meglio. Sarò il secondo con la medaglia d'argento, perché poi lo sciolgo. Non hai capito un cazzo, frate, sai che sembra un uomo, ma alla fine questo qui è soltanto uno stronzo. Non fa un cazzo, frate, prende la vaniglia, compro oro. Te lo dico, frate, sei com'è. Alla fine, frate, sai che è buono, non vuole il tesoro, ma mi ammetto che se lo perde per un indovinello. Non hai capito proprio più niente. Alla fine, frate, sai com'è che fa. Vuole fare il forte, ma questo qui è Gollum ed è tornato a 500 anni fa. Ok, questi erano Dodo e Joshua. Un po' di casino qui. Dopo i loro minuti ci saranno 2 minuti di 4 quarti e avrete un tema. Io il tema ve lo do subito prima dell'inizio della battle. Se tu hai chiuso sei tu a ricominciare adesso, quindi sarai tu, Dodo, a partire. Mandaci il beat per favore, Yeo. Yeah! Sulle mani please per i 10 comandamenti. Il tema è l'età della pietra. 3, 2, 1, l'età della pietra. Te lo dico, lo sai, frate, non c'è storia. Sono venuto all'Etna Comics a prendere la gloria. La sua tipa è così all'età della pietra che quando vanno a letto gli fa la ruota. Yeah. La mia roba esperta e invece tua madre è maledetta. Questo se ne sta preparando così tanto che le preparate se le scritte con i geroglifici in una caverna. Ma quali geroglifici? Alla fine, frate, io ero in testa a 3 come Cerbero. Frate, sono così tanto antiquato che stasera ti ho portato il fuoco. Chiamatemi Prometeo. Prometeo, ma alla fine lo capisci che quando spacco sono real. La tua tipa squinta 2 volte, c'è i tigri e l'eufrate. C'ho la mesopotamia. Quale mesopotamia che alla fine questo qua parla, ma è soltanto uno stronzo. Fate fare lo spareggio per il terzo posto, così vi può passare all'età del bronzo. All'età del bronzo, all'età della pietra, insisto. Volete fare passare il prossimo disco d'oro contro un'ernia disco? Quale ernia disco? Alla fine questo non rappa, fa soltanto sbagli. Questa è l'età della pietra, io sono come il metallo, perché lui non è in grado di sciogliere i metalli. Sciogliere i metalli,
Stai solamente facendo la figura del cretino. È andato all'isola dei famosi e da della pietra ha parato perché ha usato l'accendino. Questo qui invece è uno stronzo. Lo si crede che alla fine va a fondo. Lui è così tanto nell'età della pietra che va a Temptation Island per il falò di confronto. Cosa c'entra con l'argomento? Testa di minchiazza. C'hai i neuroni tutti uniti, tanto che mi sembri la pantalassa. La pantalassa, questo non è energia. Più l'ascolto e meno mi sembra real. Cosa c'entra con l'argomento? Il fuoco è il primo metodo per non morire di ipotermia. Ipotermia, ma alla fine sai che fa così di picco giusticia. Qua abbiamo l'homo erectus e invece qua abbiamo l'omofobia. Ok. Un po' di casino per questa battle antica. Quando si dice fare le rime alla vecchia, qua le devo fatte alla molto vecchia, all'antica proprio, alla preistorica. Vi è piaciuta questa battle, sì o no? Yeah. Ok. Se vi è piaciuto di più Joshua, al mio 3. 1, 2, 3. Se vi è piaciuto di più Dodo, alla mia destra, al mio 3. 1, 2, 3. Sia al cazzo, pure noi ce la facevamo a fare l'urlo uguale. Altri 2 minuti di spareggio, maledetti. Let's go! Let's go! Li massacriamo, li facciamo sudare questi ragazzi. Parto io, ok. Parti tu? Ok. Argomento libero come? Argomento libero. Ok. È libero al 3, 2, 1, tempo! Tempo, ma alla fine sono minchiate, alla fine lo capisci, ti do colpi di karate. Dottore, ci hai detto di venire preparati, eventualmente non di venire con le preparate. Con le preparate, ma vattene a fanculo. Questo qui si ascolta però è una merda. Tu non fai karate mentre io faccio judo, perché comunque finisci con la faccia per terra. Ti devi calmare, che stai avendo sul beat? Colpi di karate. Maestro P. Quale maestro P? Questo qui alla fine, frate, è grosso come una balena, ma nella sua testa infatti sta nella sua auto per togliere e mettere cera. Togliere e mettere cera, per dormire dentro una culla. C'ha la Pokéball nei pantaloni, tira una palla e tiri se in casa c'è una bolla. Quale culla che alla fine fai di strada? Questa roba crede che è intricata. C'ho la Pokéball nei pantaloni perché se viene la tipa ne esco fuori vera e guata. Fortissimo, mamma mia, straordinario. Insieme ai Pokémon sono a Sketchum, Traiardo, lo metto al contrario. Hai ragione però, Fred Barriere 80. Questo qua te vuole fare contante. Lui è a Sketchu perché il suo Pokémon è la tipa, come Pikachu non entra nelle palle. Non entra nelle palle, onestamente lo capisci, ma poi è notante. Io sono Pikachu perché quando mi scopo la tua tipa prende fuoco, sono elettrizzante. Quale elettrizzante? Questa roba è finita. Alla fine questo qua mi sembrerà una scimmia. La sua tipa è così tanto primata che il fuoco è in testa e lui la chiama Cingia. Dodo, sei davvero troppo strano. Hai detto che sono una scimmia, gli faccio la golden shower e ritorna da scimmione umano. Frate, sai com'è? Vorrei batterti in questo gioco del letto. Ragazzi, mi chiamo Dodo, quindi all'argomento preistoria potevo anche solo parlare di me. No, eventualmente sei un coglione. Guarda, rilassiamoci, raccontiamoci le barzellette e ce la guardiamo in televisione. Mi sembra giusto, però questo non sfidare. Che alla fine continua a dire cazzate. Ha insultato per 3/4 d'ora a me, ma mi sa che è lui che adesso ha finito le preparate. Ok. Avete spaccato. Il primo finalista del Beats and Comics sarà Joshua. Grazie Dodo. E io e anche Anastasia. Perdonami, posso? Non ho fatto un casino a 3 per Dodo. 1, 2, 3. Grazie mille, grazie mille. Oltre che un freestyler, una bellissima persona. Ci Anche il tenevo mio a dire. amico qua, ragazzi, noi ci insultiamo ma ci vogliamo bene. Ci vogliamo bene. Questo è uno sport e vi prego, seguitelo come il calcio, fateci diventare grandi. Va bene, Un applauso a tutti voi che siete qua sotto. Che belle parole. Belle parole perché sono cose a cui noi addetti ai lavori siamo già abituati, ma sai, forse da fuori non è così chiaro. C'è sempre tanto amore fra le persone che si sfidano e che si dicono le peggiori cose. Come avete visto, si vogliono un sacco di bene.